dolce di zafferano a Sant'Annarresi. Oggi cucineremo con voi savregua a su zafferano. Si può versare direttamente in una carta forno e poggiare su una superficie calda. Facciamo soffriggere la cipolla. Risottiamo savregua. Allora aggiungiamo lo zafferano in stimmi che è stato precedentemente seccato alla piastra e polverizzato. Aggiungo un goccino di olio extravergine a fine cottura. Procediamo all'impiattamento. Eccoci qua. Il piatto è pronto. Pronto da gustare.